Ci siamo, signore e signori, Daniele Racco, Ibeoni, Bondino e Ferrari. Buon divertimento. Che applausone! Come va? Dai, ce la facciamo, ce la facciamo. Ieri sera poi, io ieri avevo scritto, non pioverà. Siamo in missione per conto di Dio, non pioverà. E non ha piovuto infatti all'ora dello spettacolo, precisa. Solo che ha piovuto mezz'ora prima e mezz'ora dopo. Però l'ora dello spettacolo non pioveva. Quindi siamo qua stasera, abbiamo rubato un po' di spazio ai ragazzi che hanno suonato, anzi fategli un altro grande applauso, perché comunque io lo so che quando sei sul palco non vorresti più scendere, loro invece sono stati precisi, puntualissimi, grazie davvero, così riusciamo a esibirci tutti, anche noi faremo la stessa cosa. Siete felici? No. Domanda? Come va? Allora, volevo dire che 3/4 dei comici che si esibiscono qui stasera vengono da Genova ed è il primo passo verso l'annessione di Novi Ligure che il nostro presidente di regione ci ha chiesto. Mi ha detto non posso fare figura di merda non sapendo dove è Novi Ligure, annettetela e facciamo finta. Quindi questo è il primo passo, lo facciamo in allegria, però insomma non ci è andata benissimo noi, devo dire, adesso la Liguria c'è avuto questa, no? Ma siamo felici comunque, Noi va bene tutto, non abbiamo paura di niente, non c'è problema. Noi passiamo da uno scandalo all'altro, in Liguria ormai siamo fortissimi ragazzi. A noi mafia capitale, ma ci fa, ma stai scherzando? Ma ragazzi, ma vi ricordate l'estate scorsa? La Carrige, Berneschi, 800 milioni di euro imboscati in Svizzera, lui da solo. Che tu dici, quelli Berneschi? Chi è Berneschi? È l'uomo Carige, no? C'ha 800 milioni di euro in Svizzera. Io leggevo il giornale tutti i giorni, ho detto, beh, uno che ha 800 milioni, ci andrà ad Amsterdam per il fine settimana, no? Ci andrà 2 volte l'anno a Cuba a farsi, ci andrà, no? Ci avrà un'olgettina con le ce l'avrà! Anche lui, 800 milioni, no! È un vecchio di me, no! Questo va a lavorare alle 7 del mattino, alle 9 di sera ancora lì in banca, c'ha le chiavi, è l'ultimo che chiude. C'ha una moglie vecchia come lui, il sabato e la domenica vorrebbero lavorare, non possono, loro vanno via, c'hanno una casa per le vacanze a Ovada. C'hai 800 milioni di euro in Svizzera e vai il fine settimana a Ovada. Ovada? Lo dico a titolo perché ci ho abitato 7 mesi, lo so. Ovada è il secondo posto più brutto del mondo, il primo è in Siberia. A Ovada ci vanno a morire i gatti di Masone, perché il passaggio da Ovada alla morte è impercettibile, gli animali lo sanno. A Ovada non c'è scritto benvenuti a Ovada, c'è scritto benvenuti dall'altra parte. C'è gente di Ovada qui stasera, sì, perché sapevano che si rideva, sono venuti, perché non ce la fanno neanche loro. Ovada, tristezza, figli, Ovada, mamma mia, no, adesso non è, però, dai, Il mio vicino di casa era un hobbit, un hobbit, l'ho visto, una mattina faceva il prato, faceva il mio testo, è un hobbit. Quindi tu c'hai 800 milioni di euro e vai, Berneschi. E poi la cosa che mi fa incazzare, no? Io ho seguito tutta la cosa, questi c'hanno il buco, e poi se tu hai il conto alla Carige, loro fanno i tirchi con i tuoi soldi. Cioè, essendo Cassa di Risparmio di Genova Imperia, sono genovesi proprio, c'hanno... Se tu vai a prelevare lo sportello, ti fanno così, ti fanno, buongiorno, volevo 150 euro. Ma sono miei, cosa ci dovrà fare? Ma saranno cazzi miei, cosa ci devo fare? Ma 150, allora, perché le servono? Mi ha detto una mattina la cassiera, ho detto, guardi, io stamattina ho tanta voglia di fare l'amore, mia moglie ha mal di testa, mi tocca pagare. Ma se aspetta, fra 10 minuti stacco. Piuttosto che non darmeli, gente così, Quando tu vai in rosso in un conto Carige, che non è facilissimo, però ogni tanto ci puoi riuscire, vai in rosso, ti telefonano presto la mattina, lo so, lo fanno tutte le banche, però tutte le altre banche lo fanno quando vai sotto di un paio di 100 euro. La Carige no, a 52 è il limite, sono fissati, ti chiamano, quindi tu vai sotto, loro ti chiamano 8 meno un quarto del mattino, il primo impiegato che entra, che accende il computer, guarda la schermata di quelli che sono andati in rosso il giorno prima, li telefona a tutti, quindi 8 meno un quarto ti suona il telefono e ti fanno così, e buongiorno signor Racco, la sua filiale Carige, volevamo dirle che lei ha uno scoperto di 53 euro, se potesse passare in giornata a sistemare la cosa. Però ti svegli già male. Io ho letto il giornale per tutta l'estate scorsa, a settembre li ho chiamati. Buongiorno filiale Carige, sono Racco.
Volevo dirvi che avete un buco di 800 milioni di euro. Comunque io sono a casa tutto il pomeriggio. Salve, vorrei un caffè. Però d'orzo, è in tazza grande, è macchiato, però con latte freddo e a parte. E vorrei anche dello zucchero di canna. E un cucchiaino di legno. Il cliente rompipalle è un essere fastidioso che va fermato. Non restare indifferente. Manda anche tu un SMS con scritto e una fettina di culo al 48422. Aiuta il povero Salvatore. Aiutiamo il povero Salvatore, che è cosa buona. Stavo facendo tutto un discorso su... Cioè vorrei imparare, non perché mio figlio, sia chiaro, però appena nato aveva già i dentini. Però, cioè, non voglio stare qua a parlare di mio figlio, però a 3 mesi sapeva già leggere e scrivere. Oh, ma sia chiaro, cioè non voglio stare qua ad ammorbare su mio figlio però sa già camminare e ha solo 6 mesi. Il neo papà è un uomo con una distorta visione della realtà. Non restare indifferente. Manda anche tu un SMS con scritto e tra l'altro è anche nero al 48422. Aiuta il povero Salvatore. Aiutiamo il povero Salvatore. I beoni tornano. Come va? Adesso va un po' meglio di prima, Ma chi è che dice sempre ma che cazzo t'ho fatto? È uno che lavora alla Carice o è di Ovada? Non si scappa da lì. Oppure lavora alla Carice di Ovada. Una roba veramente... Va bene. Allora, vi dico 2 cose di me, ma 2 veloci. Allora, io ho 43 anni, sono stato sposato con una donna. Matrimoni gay sono illegali ancora in Italia, per quanto io sono abbastanza a favore. Non so come siete messi voi. Io abolirei anche quelli etero, loro invece insistono che va, però vabbè. Comunque lo dicevamo. Sono sposato, ho un figlio di 16 anni, poi la mia ex moglie mi ha lasciato, ma in maniera carina, 2 giorni prima di Natale, poi ci vuole del coraggio, 2 giorni prima di Natale è venuta lì e mi ha detto per Natale ti regalo la tua libertà. Andava bene una cravatta, però se non l'hai trovata prendo la libertà. Speriamo non mi vada stretta. E adesso sto con un'altra donna e abbiamo un figlio di 6 anni, 2 mogli, 2 figli. Non è male come... Infatti io sto attento come mi guardo in giro perché è un disastro, è un attimo come mi muovo. Sera, il vice sindaco questo. Allora, però per evitare... Ho indovinato, lo sapevo io. Il figlio del sindaco sarà contento. Faccio le flessioni. Allora, dicevamo, però per alzate di mano, gli sposati fra di voi. No, gli sposati intendevo, scusatemi, intendevo solo i maschi, gli sposati, gli uomini sposati. Guarda come alzano la mano, così guarda. Una via Crucis praticamente. Quelli che invece ci sono arrivati, magari ci sono, quelli che invece ci sono arrivati vicino ma poi all'ultimo hanno detto no, non c'era nessuno, ci arrivi. Allora io stasera vi faccio vedere una cosa. L'avete visto il film Sliding Doors? Ve lo ricordate? Sapete cosa sono le sliding doors nella vita, no? Sono quando tu ti trovi di fronte a una decisione. Se vai da una parte la tua vita andrà in un modo, se vai nell'altra andrà in un altro. Non le riconosciamo sempre queste sliding doors, però ce ne sono tante nella vita. Adesso io vi faccio vedere quello che succede alla stessa persona. Da una parte ha preso moglie, dall'altra no. A fare questo numero meraviglioso che noi chiamiamo da sempre sliding doors, Bondino e Ferrari. Ieri sera sono uscito di casa e ho vagato per ore, fino a quando sono entrato dentro un bar, luci soffuse e gente che beve per dimenticare quanto può essere bastarda la vita. Ieri sono stato a casa, ho sbrinato il freezer, sono andati a male i piselli, fa niente, tanto 1 più 1 meno. Ho pulito la lettiera del gatto,
ci ho messo una sessantina di minuti, sono arrivato a una conclusione. O il gatto ha un'intolleranza alimentare, o lì dentro ci caga anche mia moglie. Ordino da bere, qualcosa di duro, qualcosa di forte, solo per far capire alla barista che con me non si scherza. Una bottiglia di whisky intera. La mando giù tutta ad un fiato. Lei mi guarda dandomi a intendere che nelle sue mutande è in corso uno tsunami. Dopodiché la guardo e con la voce del padrone dico: sei rassegnata? Mi risponde con 2 lettere secche, perentorie, inequivocabili. Sì. Chiamato mia moglie, le ho chiesto: secondo te il gatto è intollerante? Mi ha risposto con 2 parole secche, perentorie, inequivocabili. Quale gatto? Spiegata la presenza costante di donna moderna vicino alla lettiera. Andiamo da lei e subito inizia, sai. Non mi fido più degli uomini perché l'ultima storia che ho avuto ha lasciato il segno. Io la sto ad ascoltare senza battere ciglio per quasi 10 secondi. Dopodiché decido di lasciarglielo io un segno. 5 dita, alte così, sulla chiappa sinistra. Lei mi salta addosso, limonandomi con un'arroganza pari solo a quella di Mourinho. Spurgato il lavandino, mia moglie ha deciso che è una buona idea lavarsi i capelli di dentro, ci lascia uno scalpo ogni mattina. Secondo me intasa le tubature e fa risalire l'acqua. C'ho il dubbio perché l'altro giorno ne discutevo in bagno con un topo con i capelli a caschetto. La spoglio completamente, lasciandola senza vestiti, senza dignità e senza titoli. Dopodiché la guardo e dico: bambina, inizia a fare stretching, perché in caso di supplementari non saranno i crampi a salvarti la vita. Esploso lo scarico del cesso, trascimata la tazza, acqua ovunque. Dopo 40 minuti, mentre il topo faceva surf con i capelli al vento, arriva mia moglie, mi vede sdraiato a terra con stracci ai piedi e alle mani, mi guarda e chiede: cosa fai? Gioca a Twister. Non è stato amore, non è stato sesso, è stata la rievocazione storica della guerra del Peloponneso, terminata con lei che, messa a Sirtaki, cade inanimata ma ancora aggrappata al mio capitello. Dopodiché sono andato via, perché io sono un professionista dell'amore e nel mio mestiere sono imbattibile. Non è stata una buona idea? Ho scoperto che Twister è il gioco preferito di mia moglie, mi ci ha fatto giocare tutta la notte. E comunque la cosa che mi ha dato più fastidio è che alla fine ha vinto il topo. Posto? Finora come va? No, vi vedo proprio che... Vogliamo fare un minuto di silenzio così... Andiamo in raccoglimento, non lo so, vedete? Come... Ragazzi, bello, eh? Io sono i momenti come questi che vorrei suonare, perché tu suoni? Invece stanno attenti. Allora, parliamo un po'. Io nella mia vita ho fatto un po' di tutto, prima di fare il comico ho fatto l'odontotecnico, prima ancora ho fatto l'aiuto cuoco, prima ancora ho lavorato su un peschereccio, insomma ho fatto tanti lavori, no, è vero, tante cose. Però per parlare di lavoro stasera, che è una cosa, il lavoro è importante, il lavoro rende un uomo quello che è, giusto? Uomo nel senso di essere umano, cioè rende una persona... Parlare di lavoro stasera perché festeggiamo questa cosa, che finalmente ha trovato lavoro, perché di sola comicità difficilmente si vive, bisogna dire le cose come stanno. Finalmente ha trovato lavoro Alessandro Dei Beoni, io vorrei che ci raccontasse la sua esperienza, è una bella cosa, in controtendenza, ha trovato lavoro, andiamo, dai. Grazie. No, appunto, come diceva Daniele, trovare lavoro è difficile. Infatti io appena ho finito gli studi e mi sono diplomato, poi ho subito cercato un lavoro. Io sono di Genova e uno dei lavori che si trova più facilmente è in un forno, in un panificio. Io avevo circa 19 anni e mi trovavo bene. Io, a parte gli orari, ti svegli all'1, alle 2 di notte per andare a lavorare, però stavo bene con i colleghi, io facevo focacce, brioche, tutto, stavo bene con i colleghi. Ho dovuto lasciare questo lavoro, mio malgrado, perché io ai tempi guadagnavo all'incirca 900.000 lire al mese e mangiavo focacce e brioche per 1.500.000, 1.600.000. Capite bene che non valeva la candela. Quindi ho cambiato lavoro, sono entrato in una ditta che faceva pannolini, solo che mi assorbiva tantissimo come lavoro, quindi
Beh, è una stronzata questa, è che c'è il mio attore, la devo dire, se no non... Finché poi non ho trovato quello che potremmo chiamare il principe dei lavori precari, che è il call center. Io ai tempi lavoravo per un call center che si occupava di computer e è vero, noi vi chiamiamo di giorno, vi rompiamo le scatole in qualsiasi ora del giorno e della sera, è vero, però vi posso garantire che anche stando dall'altra parte a volte si ricevono delle telefonate di merda, ma così di merda. Pronto? Pronto, centro assistenza computer, sono Alessandro, mi dica. Sì, guardi, ero al telefono con un suo collega ma è caduta la linea. Va bene, poi ripetere a me, mi dica. Ma tutto? Sì, ripeta a me. Io ho detto pronto, lui anche, io ho detto buonasera, lui anche. Non tutto. Io ho detto il mio Pronto. nome, lui anche. Sì, no, ok, no, pronto? Pronto? No, non tutto, cioè mi ripeta il problema e basta. Ah, praticamente io ho un problema al computer. Ah, vabbè, siamo qui apposta. Che problema è? Non mi si accende il computer. Va bene, passiamo alle classiche domande. Ha per caso controllato se la spina magari si è allentata o staccata? Aspetti, Sì. Aspetti. Pronto? Aspetti. Aspetti cosa? È lì la spina, non è che... Eh no, perché mezz'ora fa è mancata la luce e non si vede benissimo. Pronto? mica tanto. Pronto? Pronto? No, ascolti, deve abbassare la musica perché sennò già è difficile che... Pronto? Pronto, mi ascolti? Pronto? Pronto? Dico, deve abbassare la musica, sennò è difficile... Ah no, mi ero messo in attesa. Ma da solo? Premo 1? Non prema nulla. Ah, non c'è nulla da premere. 2? No, niente. Allora, è in linea con me, poi le dico io. Allora, prima di tutto riattacchiamo il contatore. Eh no, perché salta. Vabbè, Non nel senso che va su e giù, nel senso che non c'è la corrente. So cosa vuol dire. Che magari non è pratico. Sì, sono pratico invece, va bene? Allora, riattacchi il contatore. No, oppure se no, spenga il forno, spenga la lavatrice e poi riattacchi il contatore. No, guardi, la lavatrice è impossibile. È impossibile. C'ho il ciclo a metà, mi vengono fuori le mutande rosa, abbia pazienza. Va bene, allora, lasci accesa la lavatrice, spenga solamente il forno e poi riattacchi il contatore. Sì. È tornata la luce. Oh, va bene. Si è acceso il computer. Va bene, niente, ora va, quindi siamo contenti di esserle stata utile. Se c'è qualche altro problema. No, perché io ho un problema con internet anche. Ah, va- Lei è il signor internet? No, sono Alessandro, gliel'ho detto prima. Perché io ho un problema con internet. Va bene, ma cosa c'entra, scusi? Non è che se va un problema con la macchina dovevo chiamarmi Volkswagen, eh? Ma non è la macchina, è il computer, Sì, internet. era un modo di dire, era così Ma per c'è dire. qualcuno che se ne intende un po' di più, che mi sembra che lei No, sono solo, va bene? è da solo. Sì, sono da solo. Vuole che venga a farle compagnia? No! Sei lì dov'è? Allora, cerchiamo di capire perché non va internet. Facciamo delle ipotesi. Non faccia ipotesi, ci penso io. Allora, prima di tutto apra il browser. È sicuro? Sì, è il mio lavoro, sono sicuro. Apra il browser. Non è che poi mi si scongelano i piselli. Ma non il freezer, il browser. Il browser con la cosa che c'è in alto, la vede? No, io ce l'ho in basso, sotto il frigorifero. Ma lasci stare il frigorifero. Lasci stare il Sotto, frigorifero. Non parliamo del frigorifero. Guardi il monitor, sopra il monitor, nella parte alta, c'è un rettangolino lungo e stretto, lo vede? C'è la foto di mia moglie. Ma non sopra No, il perché prima c'avevo la gondola di Venezia. Ma sì, ma non mi Poi interessa. l'ho tolta perché mia moglie patisce la barca. Va bene, ok, lasciamelo. Non siamo andati in viaggio di nozze a Venezia. Sono contento, va bene, ma Ha vomitato tutto il tempo. che schifo! Allora, lasciamo stare il monitor, non sopra il monitor, sempre dentro il monitor, ma nella parte alta. C'è un rettangolino lungo e stretto, lo vede? Sì. Allora lì deve scrivere ciò che le dico. Sì. http://www. No, aspetti. Scusi, troppo veloce, vado più lento. http/. Aspetta. Cosa c'è? E non mi scrive la penna. Non lo deve scrivere con la penna. Ah, con la matita perché non è sicuro. Ma no, con la tastiera, è un computer, si usa la tastiera. Ah, non mi va la tastiera. E ora me lo dice. E ora dovevo scrivere. Allora, cerchiamo di calmarci. Allora, perché non va la tastiera? C'è per caso qualche luce accesa sulla tastiera? C'è la bajour sopra. Non la bajour, non c'è. La spengo. No, la tenga accesa. È mancata la luce. Ma no, ho spento la bajour, l'ha riaccesa. Ah, sì, è tornata la luce. Sì. No, guardando la tastiera in alto a destra dovrebbero esserci delle lucine accese, le vede? C'è Bloch, Num. Bloch Num, sì, va bene. C'è un lucino. Bene, è acceso, vuol dire che la tastiera va, si vede che partiamo dopo. Vabbè, facciamo così che facciamo prima, andiamo in modalità provvisoria. Prema F10. Sì. F.
FF. No, aspetta. Pronto? No, si fermi, pronto. No, però guardi, se mi parla nell'orecchio io perdo il conto. Ma non c'è dovrei nessun cominciare conto da capo, perdere, è solo un tasto F10, pronto? F. Oddio, no, F. si fermi, è solo F, pronto. F. Pronto? Vabbè, allora, si ricordi 5. Ma che 5 mi devo ricordare? Una domanda, scusi, che prima non l'ho chiesto. Il suo computer per caso ha una password? No, Windows. No, la password è la parolina segreta. Il suo computer ha una parolina segreta. Però stiamo qua ore. Però è segreta. Sì, dico, ce l'ha o no? Io non è che a lei la conosco benissimo, Non me la deve dire, voglio solo sapere se ce l'ha o no. Non lo dice. Non lo dico. Ce l'ha. Bene, la digiti. Cosa faccio? La scriva. Ma non mi scrive la penna. Con la tastiera. Fatto. Bene, ora va? No. Guarda, facciamo così, io ho i terminali un attimo occupati, appena mi se ne sblocca uno proviamo a sbloccargli il computer da qua, va bene? Non le funziona il computer? No, non è che non funziona. Allora guardi, deve fare così, deve aprire il browser, ma non quello dove tiene i piselli, quello che rimane praticamente non faccio la scema, glielo ho detto io queste cose ora, un secondo, pronto? Deve aspettare, non mi prende, pronto? Pronto, scusi? Sì? Una domanda, lei mi sta chiamando da fisso o da cellulare? Cellulare? Bene, guardi il cellulare, c'è un tastino rosso sul cellulare? Sì. Bene, lo schiacci. Fatto. Daniele Racco! Te la cavi bene però, in qualche modo te la cavi. Va bene. No, ti dicevo prima di questa cosa di avere 2 mogli con 2 figli diversi. No, perché a un certo momento della mia vita ho pensato che facendo il mio mestiere, il comico, si guadagna bene, devo dire la verità, si guadagna abbastanza bene, perché io ho detto ma sì, perché non pagare degli alimenti? E mi sono trovato in questa situazione molto carina, con 2 figli. Allora, il più piccolo ha 6 anni. Chi ha figli piccoli? Alzata di mano. Belli, quanti anni ha la puzzola lì? 6, anche tu. È finito la scuola quando? L'altro giorno? Com'è andata? Promosso? Tutti i voti bellissimi, scuola vai bene, tutti 10, bravo. A casa comandano loro. Questa generazione qui sono tremendi, No, io ve lo dico, noi ci lamentiamo di Renzi che è giovane, ma questi qua sono delle belve. Sono delle belve questi, non sono niente, sono il frutto di quella roba lì. Hanno loro il telecomando. Io non so cosa succede nel mondo, non riesco più a vedere un telegiornale, però so perfettamente cosa succede al papà di Peppa Pig, lo so preciso. Sono incredibili, poi sono maleducati. L'altra sera è arrivato da me col pigiamino di Cars, che si è scelto lui, perché non è che li ho compri tu, se no non lo mette. Arriva così, si mette così, proprio da boss, mi guarda e fa: dammi l'acqua. Ho detto: scusa Riccardo, parolina magica? Abracadabra, dammi l'acqua. Allora, i nostri figli piccoli di quell'età lì sono così perché noi non li picchiamo. Cioè, semplicemente, non è che ma chissà cosa è successo, l'evoluzione, no. È che i genitori non picchiano più i figli. Non sto parlando delle botte, non sto parlando della patta sul culetto che gli dai quando veramente... No, sto parlando delle botte, delle sberle, le botte. Quelle che ci hanno date a noi, le botte. Che però siamo qua, tutti vivi, sani, con lavori rispettabili. I miei mi menavano alla grande. Vedi questo? Pam! Via! Cioè, gira libero. No! Calci nel culo, hai capito? Allora, è la mamma? Secchi li devi dare, non ridendo. I miei mi menavano alla grande, ma tu stai scherzando? Ma i miei mi menavano all'americana. Mia madre mi teneva, mio padre mi menava, ma stai scherzando? Telefono azzurro, non c'era, se ci fosse stato, io avessi chiamato il telefono azzurro, magari ci sono i volontari del telefono azzurro, sarebbe arrivato l'operatore e mi avrebbe menato anche lui, solidarietà fra adulti. Io quando mi menavano non è che te le prendevi in silenzio, vero, no? Gridavamo, urlavamo, magari uscivi sul balcone. I vicini, signor Racco, sta picchiando Daniele, sì, se lo merita, la testa di cazzo, tifo c'era, hai capito? La mia infanzia è stato un lungo pugilato, io le ho prese, ma sono più quelle che non ho preso meritandomi. Hai capito? I nostri ci menavano, era normale, mio padre mi menava anche a freddo. Guarda che a freddo ci vuole coraggio, Ti spiego com'è a freddo. Lui faceva il turno in fabbrica dalle 2 alle 3, ti va bene che sto lavorando, se no. Dalle 2 alle 10 di sera, arrivava a casa alle 10:30.
io dormivo, se mia madre diceva che ero stato cattivo, mi svegliava e mi menava a freddo, la stessa morale di un killer a pagamento praticamente. Ora, quello che mi dava fastidio non erano le botte, va da sé, c'ero abituato, te l'ho detto, io l'ho sempre prese, io ancora oggi se faccio a botte, guarda, per farmi andare giù me ne devi dare veramente tante, perché sono un grande incassatore, ne ho prese tantissime, le devio sulla schiena, le anticipo, cioè le so prendere, hai capito? Le so prendere, perché mio padre mi ha menato per tutta la vita. Quello che mi dava fastidio non erano le botte, era il fatto che mio padre parlasse durante il pestaggio. Io avrei gradito una cosa silenziosa, tu me le dai, io le prendo, amici come prima. Invece no, lui in mezzo ci metteva delle domande, faceva delle domande la cui presunta risposta da parte mia avrebbe dovuto farlo incazzare e quindi incentivarlo a continuare. Ma erano domande troppo idiote, quelle senza risposta, la più idiota di tutte. Ne hai avuto abbastanza? Che domanda è? Cioè io te lo giuro, non ho mai saputo cosa avrebbe voluto sentirsi dire, non so, una cosa tipo, beh guarda, lo so che sei molto stanco, però se ti riuscisse un altro calcio nel culo sarebbe meraviglioso. Ieri sera sono passato sotto casa di una mia vecchia fiamma. La finestra era aperta e ho potuto chiaramente sentire l'odore che emana una femmina quando sente avvicinarsi il maschio dominante. Ieri sono stato a casa, ho messo su 2 mensole, sono martellato un dito, mia moglie mi ha detto che per dare dei colpi bisogna essere capaci. Ho risposto che il dito me lo sono martellato volutamente, mi ha suggerito di ripetere il virtuosismo ma con un'altra parte del mio corpo. Entro dentro e per scaldarmi un po' limono la portinaia come se non ci fosse un domani. Poi salgo le scale, entro nel suo appartamento e me la trovo lì, vestita solo della sua pelle. Persino il pudore era per terra, accartocciato tra il reggiseno e il perizoma. Lei ha il pigiama di Winnie the Pooh, ciabattone di Minnie, mollettine della Pimpa. Praticamente è un po' come trombarsi un DVD di Walt Disney. In tutto il suo splendore in maniera maniacale. Il suo profumo scatena istinti animali e subito sale in me la voglia di farla mia. È proprio come un DVD di Walt Disney, dopo che l'hai comprato ti rendi conto che se andavi a noleggio era meglio. Posto? Quando vuoi, Ok. siamo a casa nostra. Scusa. Di solito facevi pezzettino, niente? Ok. Così, tranquillo, tanto loro sono qua, ci Sono qua e posso. ci stanno guardando. Vado ma- avanti allora. Tranquillo. L'afferro per i capelli e la scuoto, come un gorilla fa con un banano. Dopodiché la guardo e con la voce del padrone dico: sei rassegnata? Mi risponde con 2 parole, secche, perentorie, inequivocabili. Ok, stallone. La prendo alla larga e dico: è domenica, mi ricordo che una domenica del 2009 abbiamo fatto sesso con molta moderazione, ti andrebbe di ripetere l'esperienza? Mi risponde con 2 lettere secche, perentorie, inequivocabili: no. Insegno cosa vuol dire la parola preliminari. Inizio a baciarla dappertutto e solo quando la pelle d'oca raggiunge le unghie dei piedi le faccio scoprire punti G che nemmeno sapeva di avere. Prova a baciarla sul naso e scopro punti neri che da lontano sembravano nei. Vabbè, comunque vada stasera, in un modo o nell'altro si schiaccia. Stato amore, non è stato sesso, è stata un'esperienza mistica, terminata con lei che esausta e madida di sudore intona Carmina Burana sulle note di We Are the Champions. Non è stato proprio indimenticabile, ma almeno ho interrotto il digiuno. E comunque, quella che molti chiamano eiaculazione precoce, nel mio caso è legittima difesa. Alle volte mi dico che non c'ho più l'età. Allora, perché sono diventato più lento. A me piace dire riflessivo, però gli altri dicono lento. Allora, intanto devo, insomma, siccome l'altra volta io, settimana scorsa, ero in piazza, è arrivata la squadra di pallavolo che ha vinto, mi hanno interrotto il pezzo a metà.
anzi neanche avevo detto buonasera praticamente, quindi so che c'è gente che vuole sapere come va a finire la storia, solo che io non mi ricordo dove sono arrivato, ricomincio. Allora, 18 luglio 1972, una data che così adesso su due piedi, magari appunto senza Wikipedia, non vi dice nulla, però è una data molto importante per la storia dell'umanità invece. Sono nato io alle 5 del mattino perché volevo iniziare a rompere le balle da subito. Nato a Savona, Liguria, da genitori meridionali, lo dico subito, calabresi. Quindi anni 70, Terrone, figlio di Terroni. Non si viveva benissimo al nord in quelle condizioni negli anni 70, lo voglio dire perché magari ce lo siamo dimenticati, tendiamo a dimenticare queste cose, però come posso spiegarvi come vivevano i calabresi, i figli di calabresi negli anni 70 al nord, in modo che possiate capire veramente i negri eravamo noi. E circolavano le stesse leggende incontrollate che girano adesso su questi che arrivano, no? Queste cose strane. Sui calabresi ad esempio si diceva che coltivassero il basilico nelle vasche da bagno. Ma chi cazzo mai? Ma chi l'ha mai usato il basilico? Era peperoncino, noi il basilico non lo usiamo. Il basilico è una pianta ligure che viene adoperata per fare il pesto alla genovese, che è genovese, non fatevi fuorviare, non ci sono dubbi, è l'unico condimento per la pasta che non necessita l'uso del gas, è per forza genovese. Non credo, no? Siano dubbi su questo. Noi calabresi, no, non era facile, perché c'era diffidenza, c'era paura del diverso, chiamiamolo col suo nome, c'era razzismo. Ora il razzismo è questo, il razzismo è paura di quello che è diverso da te, è per quello che in prima battuta si esprime sul colore della pelle, perché è la prima cosa diversa, è una differenza visiva, no? È vero, c'era la paura di quello che era diverso e avevano paura di noi, come noi oggi abbiamo, perché poi alla fine siamo tutti razzisti. Tutti. Ora magari qui no, questa è una festa dove si celebra la solidarietà e quindi per forza qui non lo siamo, siamo socialmente impegnati, è giusto, ma a casa tua quando guardi Studio Aperto che è confezionato per tirare fuori il Salvini che c'è in te, è vero o no? Ti fanno vedere quel servizio con la musica strappalacrime dove c'è il rom ubriaco che ha investito delle persone e allora tu sei lì sulla tua poltrona da solo, uomo bianco. Negri di merda. È un rom. Negri di merda, tutti negri di merda. Tutti, da Firenze in giù, negri di merda. L'ho subita questa cosa, l'ho subita sulla mia pelle. Quando io avevo 6 anni, prima elementare, avevo un compagno di classe che ogni volta che mi incrociava mi guardava male e mi diceva: mafioso, te sei un mafioso. Me l'ha detto il mio papà, che quelli che vengono da quel posto strano lontano dove vieni te sono tutti mafiosi. È ignoranza questa o no? Vi faccio questa domanda, è ignoranza questa o no? Non si può chiamare in un altro modo. È ignoranza, grande ignoranza, perché quelli sono i siciliani, noi abbiamo l''ndrangheta che è una cosa diversa. No, perché ci teniamo. Sì, me l'hai già detto prima. E quindi vedi, hai capito, vedi, mica mi capisci. Allora, diceva che poi i calabresi erano famosi nel mondo, non per questa parola 'ndrangheta negli anni 70, questa parola 'ndrangheta che è ben strana, no? Però senti che io appena la dico, senti che calaverna che si crea, senti che gelo, la gente si caga addosso appena la sente. 'Ndrangheta, invece 'ndrangheta, se tu ci togli il suo significato, è una parola innocua, sembra un ciao che accelera, 'ndrangheta, sembra un accordo di flamenco, 'ndrangheta, ci sta, preciso. Non è un cazzo l''ndrangheta. Allora noi non eravamo famosi per questa parola, i calabresi erano famosi nel mondo con orgoglio per altre cose, sequestri di persona. Cazzo come portavamo via la gente noi? O traslocare no, ma se c'è da portare via qualcuno, bah, che stile, che tecnica, corde di nylon che non lasciano il segno, cerotti che non lasciano, ma bravi,
Ora non c'eravamo solo noi, perché a contenderci primato c'erano anche i sardi. Ora so che ci sarà magari qualche amico sardo qui. Io non voglio fare del campanilismo facile, ma Anonima Calabrese è nettamente superiore. No, per una questione di stile e di morale. Guardate, andateveli a cercare, ci sono su internet gli articoli delle persone rapite dall'Anonima Sequestri Calabrese. Quando li mollavano avevano preso tutti 4-5 kg, perché in Calabria comunque te lo mangi. Anche se ti abbiamo rapito, adesso ti sbavagli e mangi. È tutto pagato. I sardi no, i sardi no. I sardi, mi spiace dirlo, i sardi erano banditi tu curi, i sardi non si venivano un cazzo del prigioniero, i sardi, ma c'è una prova, non avevano morale, i sardi osarono alzare le mani su quello che è considerato il più grande poeta del XX secolo. I sardi osarono sequestrare Fabrizio De André, che lascia perdere la questione morale, che è enorme, ma dal punto di vista meramente tecnico-criminale. Ma come cazzo ti viene in mente di rapire un genovese? Dove l'hai partorita questa idea così stupida? Ma quella riunione dell'Anonima Sarda dove è saltato su sto Gavino che ha detto ci prendiamo De André e tutti gli altri hanno detto bravo, bella idea, ma come cazzo? Ma tu te lo immagini il viaggio verso il nascondiglio con De André legato dietro che faceva ma non c'ho una lira, l'ultimo disco non ha venduto niente, spende tutto Dori Ghessi, dicelo un po'. Avete sbagliato cantautore, è Gino Paoli quello con i sacchi in Svizzera, io non c'ho una lira. Però diciamocela tutta, meridionali, non meridionali, andiamo per grandi gruppi. Quanto erano belli gli anni 70? Chi li ha vissuti? È vero o no? Se non li avete vissuti, siete giovani, andate a cercare le foto di mamma e papà e guardateli quanto erano belli negli anni 70. Guardate i loro sorrisi, guardate le loro facce, non avevano paura di niente, si vestivano in maniera esagerata rispetto a noi, andavano contro ogni convenzione, erano tutti, tanto tutti magrissimi, poi c'erano questi pantaloni aderentissimi poi a zampa, con gli stivaletti di pelle con la cerniera dentro, i papà, questo. Borselli come se piovesse, senza vergogna, borselli marroni con fibbie d'oro. Le nostre madri, pettine che sfidavano la forza di gravità. Io ho un rumore legato alla mia infanzia che è questo, ks, 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 l'H, 2 tubi da 1,5 litri a settimana. Le nostre mamme hanno fatto il buco nell'ozono. Mia madre ha sulla coscienza almeno 2 orsi polari, come la tua. Porca miseria, belli. Tu entravi in bagno dopo mia mamma, ti sedevi, rimanevi attaccato, c'era questa coltre di lacca. Pazzesche, erano bellissimi, loro non avevano paura di niente, fumavano tutti e faceva benissimo. Facevano le case con l'Eternit, facevano tutto con l'Eternit, tutto, le feste dell'unità, i gazebo, tutti di Eternit, via. Tutto di Eternit. Io immagino mio padre e mio nonno che segano la domenica a torso nudo lastre di Eternit. Vai! Respirano polvere. Papà, posso giocare con gli scarti? Divertiti! Poi il nonno a un certo punto è morto. Ci di cosa? È morto, stai lì a indagare cosa ha respirato, chi se ne frega, è vecchio, è morto. Ti avanzava una cuffa di zeto, no? Buttala in mare, il mare mangia tutto, buttala nel fiume, sereni, inquinavamo senza paura. Non avevamo paura di mangiare grassi idrogeni, ci freghiamo, niente. Oggi ci spaventano con l'olio di palma. Allora tu guardi se c'è l'olio di palma, c'è! È ovunque sto cazzo di olio di palma, che non costa veramente una minchia, perché lo mettono da tutte le parti, è ovunque. Ci fanno i biscotti con quello stronzo che parla con le galline. A me questa è una cosa che mi fa incazzare terribilmente. Ma perché non mi puoi far vedere la fabbrica con gli operai vestiti di bianco, con la retina per i cappelli, i tuboni d'acciaio che fanno i cazzo di biscotti? Da secondo te io ci credo che quello lì parla con le galline e fa i biscotti per l'Europa in un mulino. E poi ci metto l'olio di palma, vai affanculo, vai. Su queste tematiche mi infermo. No, perché ho figli piccoli, capito? Mi fanno arrabbiare queste cose qua, noi invece negli anni 70 noi non le sapevamo, non ci dovevano neanche scrivere cosa c'era. È vero, mi devo mangiare, sereno, non c'erano vegani, vegetariani, non c'erano.
magari c'erano, però stavano fra di loro, in logge massoniche segrete, si incontravano il giovedì sera per mangiarsi cavolfior fra di loro. No, non avevano le palle. Ecco, i vegani hanno un unico e solo merito sociale, hanno reso simpatici i vegetariani. È vero, perché tu la gente lo dice, guarda, ancora i vegetariani, poi lì, ma i vegani, tutti così fa. Perché il vegano è contento solo se anche tu diventi vegano. Non gli basta esserlo lui per vivere felice, vuole che tutto il suo mondo diventi vegano. E allora ti rompe le palle, ogni volta che tu mangi una bistecca, ti fa tutta una morale. Ci sono anche gli attivisti che lo fanno anche a quelli che non conoscono, Io c'ho un posto a Milano dove vado a mangiare che si chiama La Mucca Allegra. Il proprietario si chiama Giorgio, 1,80 m, largo 1,90 m. Giorgio, quando non cuoce animali morti, affila i suoi coltelli, il più corto è 60 cm. Il rumore che senti prevalentemente da Giorgio è è lui che affila il lame. Ok, io l'ultima volta sono stato lì, faccio il primo taglio nella carne, ora premetto che da buon carnivoro a me la carne non piace al sangue. Di più, un buon veterinario potrebbe ancora salvarla. Non sottolineate queste cattiverie. Faccio il primo taglio, mi spunta da dietro, ma te lo giuro, non l'ho visto entrare, c'hanno il passo felpato, questo vegano attivista, che mi fa così, mi fa, ma come fai? Ma come fai a mangiare un cadavere? Ma guarda, con forchetta e coltello, tenerissimo. Anzi, provaci anche tu perché c'hai un colore che non va bene. Sei verde? Se esci fuori e piove, germogli. Non contento di aver rotto le palle a me, va da Giorgio, cioè, ma tu sano di mente vai da uno cubico che ha delle lame di 60 cm e rompergli le palle. È andato lì, gli fa, lei, per legge, che non è vero, però si divertono tanto a dirlo, mi deve offrire un'alternativa vegana. Se non te ne vai, l'alternativa vegana sei tu. Lo scrivo proprio fuori sulla lavagnetta del menù, oggi vegano. Te l'ho detto, non avevamo paura di niente, eravamo più tranquilli. Non facevamo i selfie, non c'erano i telefoni cellulari come abbiamo adesso, gli smartphone di ultima generazione, che sei sempre, no? C'è la gente che fotografa quello che mangia, cioè prima di mangiarlo e poi lo mette su internet, no? È vero? Ti arriva da mangiare, la prima cosa, non prendi forchetta e coltello, prendi il telefono, fotografi e lo posti e mangi freddo, sarai cretino? Insomma, sarai cretino, ma per fare invidia a chi poi? È brutta sta cosa qua, no? Noi siamo talmente sazi che fotografiamo il cibo e c'è gente che invece non voglio fare la morale, ma porca puttana, dovremmo stare un po' più attenti a quello che facciamo, così, ma proprio per non farci prendere per il culo. Allora, non c'erano, negli anni 70 non c'erano i telefoni cellulari, non c'erano, papà usciva la mattina e tornava la sera, dove sei stato? A lavorare, e nessuno poteva smentirlo. E papà era un uomo felice perché ci poteva mettere magari quell'oretta di sano adulterio che rende la vita degna di essere vissuta. Prova a farlo adesso. Ci sono almeno 6 amiche di tua moglie che gli mandano foto di te in macchina con un'altra donna su WhatsApp, quindi ti sputtanano gratis. Non devono neanche pagare per farlo, che pagherebbero, figurati. Erano più belli, secondo me erano più belli i selfie, lo ammetto, allora i selfie a me piacciono. No, i selfie mi piace, perché quando ad esempio mi trovo con gli amici che non li vedo magari da un po', ci facciamo una foto tutti insieme e celebriamo questo momento, è bello, è una cosa carina il selfie, fino a questo... A Genova, come al solito, hanno esagerato, c'è stato un rapinatore in solitaria che ha fatto una rapina mano armata in una Carige. Già il fatto che ci abbia trovato dei soldi di per sé, secondo me è la vera notizia, no? Però lei è riuscita, ha fatto questa rapina da solo. Allora, il rapinatore in solitaria, fra i cattivi possibili, è quello che mi sta più simpatico, perché uno che rapina una banca senza far male a nessuno, riesce a pareggia. Per il discorso che mi hai fatto prima, cioè Massimo pareggia, anzi segna il gol della bandiera. Per cui questo è entrato dentro, ha fatto la rapina 53.000 euro, che è un bel colpetto, è uscito fuori, si poteva andare via, è andato via, colto da ego, è rientrato dentro, cioè passamontagna e tutto, è rientrato dentro e si è fatto un selfie col cassiere.
Dice l'hanno beccato quando è rientrato. No, l'hanno beccato perché ha pubblicato la foto su Facebook. Ma non nella pagina Il Rapinatore, proprio nella sua col nome e cognome, non ci credevano neanche i carabinieri che l'hanno arrestato. Ci abbiamo trovato uno più imbecille di noi. E invece ce l'hanno fatto. Ora, va bene. Non sottolineatele quelle così che mi scappano, che poi è brutto. Allora, però per andare. Mi fai dei segni, Dante, quanto tempo? No, vai, che so che ci sono degli altri. Ho capito. 10 minuti, faccio pezzi 10 minuti e poi ce ne andiamo. Volevo chiudere dicendo questa cosa perché è molto particolare. Io, come ho detto prima, sono nato a Savona e vivo a Genova da 13 anni e per me Genova ha un sinonimo che è amore. Io mi sono trasferito a Genova perché mi sono innamorato e sto con una donna genovese, il che rende me un supereroe. No, non è vero. Chi di voi sta con una donna genovese? Sei supereroe, siete due supereroi. No, è vero. Sì, perché le donne genovesi, correggimi se, non sono molto, diciamo, non è che non te la danno, non ce l'hanno. No, davvero, le ultime generazioni sono nate senza, perché tanto non la, che cazzo gliela facciamo a fare? È Darwin, no? È la teoria dell'evoluzione. Per cui se tu stai con una donna genovese e hai regolari fusioni, vuol dire che sei fuori dalla Liguria, te le mangi tutte, cioè proprio, perché sei allenato, capito? È come giocare in Serie A e poi andare in C1, cioè la stessa cosa, ecco. Noi giochiamo in Serie A, per certi versi. Questo è. Però questa donna genovese mi ha riempito una casella importante della vita. Io ho la certezza di essere amato. Attenzione, non sono convinto di essere amato, io so di essere amato. In 13 anni ti amo, non me l'ha mai detto, mai, perché è una donna genovese, non te lo dico, no, in 13 anni non me l'ha mai detto, mi ha detto una volta idem, ma era Capodanno, avevamo bevuto, quindi non vale, non lo annovero perché non vale, non credo abbia valore. Però me lo dimostra, perché dirlo, ti amo, dirlo siamo capaci tutti, poi noi uomini lo diciamo, no? Noi lo diciamo ai calciatori, ti amo, hai capito? Quindi non vale, ti amo a parole vuol dire poco, bisogna dimostrarlo, lì è un altro paio di maniche. E lei me lo dimostra, non lo dice ma lo dimostra. Per esempio, un piccolo gesto, ma è fondamentale. Tutte le mattine lei mi sveglia con il caffè, cioè mi porta il caffè a letto. Tutte le mattine da 13 anni. Guardate che è un piccolo gesto, ma racchiude un grande significato, perché presuppone il fatto che una persona si svegli prima di te e che tu sia il suo primo pensiero. È una cosa bellissima questa qui. Tutte le mattine alle 7:30 caffè, anche se io sono andato a dormire alle 3 e alle 7:30 arriva. Perché l'amore non è che c'ha l'orologio, il tempo, quando deve essere dimostrato viene così. Però pensate ai miei risvegli, io mi sveglio con questo profumo di caffè che piano piano entra, penetra le mie narici e pettina tutti i neuroni del cervello e mi riporta alla vita con questo profumo, questa fragranza meravigliosa, accompagnata dalla sua voce dolce, suadente, una voce bellissima che piano piano nell'orecchio mi sussurra: buongiorno ciccione di merda, come hai dormito Allora, io mi aspettavo un po' di più da Novi Ligure. È un nomignolo. Allora, se ci fermiamo su ciccione di merda perdiamo tutta la poesia del pezzo, perché allora qua parliamo allora, questo è un nomignolo fra innamorati, mi rendo conto molto originale, però non volevamo essere banali come tutti, no? Le coppie che si chiamano tutti Patatino, Fagiolino, Pinguino, no, lei mi chiama ciccione di merda. Io ammetto che 13 anni fa sulle prime, quando ha coniato questo, sono rimasto male, ho detto perché mi chiami così? Mi ha detto è un diminutivo. Un diminutivo di grandissimo ciccione di merda, quindi è già un grande miglioramento. Okay. Ma non è questo il punto, vi dicevo che non è questo il punto è il risveglio. Io mi sveglio dolcemente, mi sveglio in maniera meravigliosa e nessuno si sveglia più così, perché noi non siamo nella vita reale come la famiglia che ci fa vedere in televisione dove c'è lei. Questa milfazza meravigliosa, 40-45 anni ma tenuta alla grande, con questa sottoveste bellissima che gira per questa cucina di 90 metri quadri, non abbiamo le case grandi come quella cucina.
Ha fatto una colazione che non è una colazione, è un pranzo di nozze per questi due bambini meravigliosi, 7-8 anni, si passano un anno, maschi e femmina, perfetti, che arrivano in cucina saltellando, fanno casino ma sono comunque composti, si siedono da soli al tavolo della colazione, vestiti. Cazzo li ha vestiti? Il bambino c'ha il cravattino, vestiti. Poi arriva il marito, bello come un dio greco, doppio petto grigio, gli si vedono gli addominali da sotto la giacca. Si è appena fatto la barba, non ha né un rivolo di sangue né un residuo di schiuma, perfetto! Mangiano tutti i carboidrati raffinati, latte, zucchero, con calma, serenità, chiacchierano, fanno colazione, vanno tutti a scuola a lavorare per le 11, 11 e mezza. O sono le 3 del mattino, se no non si spiega. Noi non siamo così. Tu ti svegli la mattina è già tardi, comunque tardi, perché la sera, quando sei a letto e punti la sveglia, sei grandemente ottimista. Cioè doveva essere in ufficio alle 8:15, 8. Tu calcoli 2 minuti per far tutto, no? Poi ti suona alle 8 la sveglia, ti sgranchisci un attimo, ti giri 8:12 e sei fottutamente in ritardo. Quindi poi bisogna svegliare i bambini, perché i bambini adesso sono in vacanza, 7:15 sono già lì. Quando c'è scuola, spiaggiati, capito? Dai Ricky, amore, dai, sorgi splendi, dai, è già tardi, amore, dai, abitiamo 2 minuti dalla scuola, sei sempre gli ultimi a arrivare, dai, amore, dai, è già tardi, dai, sei svegliato, niente, sei addormentato, dai Ricky, dai, oh, dai, bravo amore, allora, togli il pigiamino, ok, togli il pigiamino, che così ci vestiamo veloce, facciamo colazione e andiamo a scuola, togli il pigiamino, Ricky togli il pigiamino, rimane nudo, dai, amore, adesso ci vestiamo, no, voglio andare a scuola nudo. Non si può. Non è contemplato da nessun regolamento, se vai a scuola nudo restano papà, è una cosa... No, oggi vado a scuola, no amore, papà è democratico, facciamo così, puoi fare colazione nudo, poi però ti vesti, andiamo a scuola, non mangio niente e vado a scuola nudo. Quindi vedi già che quel profumo di caffè, e quella voce suadente, qualunque cosa dica, assume tutto un altro peso e significato. Io mi sveglio bene, perché poi la realtà è questa, io mi sveglio bene. E poi per dircela tutta fino in fondo, anche il mio nomignolo amoroso ciccione di merda, a me fino all'inverno scorso piaceva tantissimo. Poi è successo qualcosa di imponderabile, mi sono ammalato. E dico imponderabile perché l'ultima volta che mi sono ammalato io avevo 5 anni e ho fatto gli orecchioni, la parotite. E li ho fatti perché mia mamma diceva che bisognava farli da bambino, se no da adulto sarebbe stato pericoloso, e allora ogni volta che c'era un bambino con gli orecchioni mi mandava a giocare a casa sua. Infanzia di merda io. Botte, e ho giocato con bambini malati. Che poi ho giocato, io arrivavo a casa loro, facevo giochiamo, non ce la faccio, sto malissimo. Infanzia orrenda. Poi li ho fatti gli orecchioni. Poi più niente fino più di 30 anni senza avere nulla. L'inverno scorso 3 virus si sono coalizzati, sono finito a letto con 42 di febbre, 42 che è finita la scala, 42 di febbre. 42, se ti aumenta ancora di mezzo grado può accadere un fenomeno medico che si chiama allucinazioni piretiche. Non potevo esimermi, ho avuto le allucinazioni piretiche, mi è apparso San Giovanni. No, l'ho riconosciuto subito perché ho avuto un'educazione cattolica, quindi io appena l'ho visto l'ho riconosciuto. Avrei preferito Jim Morrison in un momento così, però se non poteva, è arrivato San Giovanni. Io l'ho salutato con entusiasmo e confidenza, perché ho detto se mi è apparso, ho fatto un ragionamento febbricitante, ho detto se mi è apparso vuol dire che anche lui conosce me. Ciao Giova! Ciao ciccione di merda, che cazzo mi combini? Niente, sono qua con 42 di febbre. O la mia compagna, ragazzi, ha avuto veramente un comportamento esemplare, si è presa i giorni dal lavoro, ma curato, ma davvero un'infermiera dall'amore, pezze fredde, alcol sui polsi, supposte, c'aveva una cartucciera che sembrava il subcomandante Marcos, me le tirava con la cerbottà, ma una cosa proprio bellissima, ogni 3/4 d'ora, come va ciccione di merda? Però in questa malattia ho imparato 2 cose. La prima, la totale differenza di approccio che c'è tra uomini e donne nei confronti della malattia. Ci sono superiori. In questo, amici maschietti, le donne ci sono superiori, in questo come in altre 1000 cose. Ti ringrazio. Le donne non danno soddisfazione alla malattia. Attenzione, non sto parlando solo di raffreddori, influenza, parlo di cose gravissime. Pensate alla cosa più grave che vi possa venire in mente, quella col nome brutto che ci spaventa tutti. Ok, quella lì. La mia compagna 5 anni fa ha avuto quella roba lì. Eppure non ha perso un giorno di lavoro.
Ha continuato a portare il nostro bambino all'asilo, ha continuato a prendersi cura del pachiderma che vive con lei serenamente. E come lei in quel momento io ho conosciuto tante altre donne coraggiosissime che andavano a fare la terapia serene, tranquille, sorridenti, senza rompere le palle a nessuno. Le donne, gli uomini no. Noi 37 e 3 abbiamo presagi di morte. Anche meno, dice la signora. Anche me. Parlo alle donne, quante volte vi è capitato di tornare a casa dal lavoro, sentire questo rumore, venire dalla stanza a letto? E lui che fa le prove di rantolo per trovare quello più commovente che riesce a... Tu metti a posto, arrivi lì con 8 borse della spesa, metti prima a posto la spesa perché la vita ha le sue priorità, poi gli dedichi 2 minuti e dici cos'hai? Sto male. Cosa ti senti? Febbriola. L'hai misurata? Quanto hai? 73. A cui seguono di solito frasi imbarazzanti tipo ma sento che si sta alzando. Parliamo sempre della febbre? Sì. Ma la risposta più bella dopo il 37,3 l'ha data mio cognato a mia sorella. Ecco, è una risposta stupida, ma è ancora più stupida, resa ancora più stupida dal fatto che mia sorella è un cardiochirurgo. E suo marito ha avuto il coraggio di dire ho letto da qualche parte che è più pericolosa la febbre bassa di quella alta. Se io l'avessi fatto alla sua età di togliermi la felpa così con l'umidità che c'è, mia madre mi avrebbe appeso per gli alluci, adesso voglio dire. Non per neanche agganciarsi agli scorsi. Ok. Senti, ti do uno zerino così tra 20 minuti non hai più niente, andiamo al cinema. No, non c'è più niente da fare. Senti, vuoi che chiami il dottore? Chiami il notaio. Mi raccomando amore, piangi molto al funerale, fammi fare bella figura. E guarda, se non mi scappa da ridere vedo cosa posso fare. La seconda cosa che ho imparato è che quando stai per morire, e sinceramente al terzo giorno di febbre a 42 un pochettino ci ho creduto, trovi il coraggio di dire cose che non avresti mai avuto il coraggio di dire prima. Io ho chiamato la mia compagna e le ho detto una cosa che penso che non avrò più il coraggio neanche di ripetere. Ho detto senti amore, ma non è che almeno quando sto male, voglio dire, ti toccherà fra 20 anni, 30 anni, potresti chiamarmi in un modo un po' più carino. Ad esempio mi piace molto il nomignolo che la tua amica usa con suo marito, che lo chiama Topolino. Mi ha guardato freddamente come solo una donna genovese sa fare e mi ha detto Topolino che cosa? Stiamo insieme da 13 anni, la volta che sei pesato meno eri 99,8 kg. Togliendo anche i 99 kg perché ti voglio bene, rimangono comunque 8 etti che, ne converrai, per un topo sono tantissimi, per cui anche come topo saresti un ciccione di merda. Grazie! Sono dovuti emigrare, sono dovuti venire fino a Genova per fare la comicità. Posso fare una piccola pubblicità? Tanto la faccio lo stesso. Allora, questi due ragazzi qua, il 19 di giugno, apriranno un bellissimo locale. C'hanno già le chiavi, cioè proprio il 19 giugno perché devono fare, però potrebbero anche stasera, però è meglio il 19 giugno. C'è la grande apertura, andate a cercare anche su questo locale, si chiama Agorà. Posso dire anche dov'è? Sì, è a Gavi, non è, perché a Novi Ligure non ci piaceva. Vabbè, fatto a Gavi? No, non hanno trovato una cosa in affitto. No, non è vero. Insomma, l'hanno aperta a Gavi, che cazzi loro, l'hanno aperta a Gavi. Però il 19 giugno, mi raccomando, andiamo tutti, c'è una serata fantastica, c'è un grande opening. Tutti saranno tanti, ora a vederli così magari facciamo... No, c'è una bella piazza, ci stanno. Vabbè, allora venite tutti, dai. Venite tutti, comunque l'inaugurazione è lunga, parte dalle 19 fino a che il sindaco non dice allora ragazzi ma il sindaco di Novi il sindaco di Novi, abbiamo dei decibel potenti sul locale, quindi andateli a trovare questa nuova esperienza molto bella. Faremo le cose che facciamo qua, le facciamo là, dai. Ah sì? Facciamo il cabaret là? No, liberamente, dicevo. Liberamente. Tutta la manifestazione. E poi con noi stasera anche i Beoni, Alessandro Squillace e Andrea Carlini. Grazie. Ce l'abbiamo fatta, sono contento perché ieri proprio questa cosa che stasera non si era potuta fare, sono rimasto male, perché i ragazzi qua meritano, sono tutte persone molto in gamba che fanno delle cose importanti, meno male che ci sono anche i buoni a questo mondo. Giusto? Ok. Daniele Racco! Grazie, buonanotte. Grazie ancora ai comici di Zelig. No, guarda, Non allora, scappate. scusa, non voglio fare polemica,
la prossima volta che ti capiterà di Sì. presentare dei comici da Zelig. perché noi veniamo da lì, ma non siamo loro, siamo nostri. Grazie, buonanotte. Va bene.